Salude Guartuiorno in Urezza, oggi siamo in paese di Oal e Uale d'Orezza per ritrovare un giorno produttore di varini di castagna e ritroviamo Jean-François Duigi. RCFM e Campacui. Siamo lì a paese già, sono stato a scuola per Bastiglia sino a 20 anni, campavo in villa con mia mamma, dopo tutti i weekend con un paese e dopo piano piano ho giocato a scelta di campare in Orezza, alla fine la scolarità sono regolata qui e ho avuto la chance di poter lavorare alla Quacidosa quando sono regolato perché chi usi era giunto a tempo per castigarci. Faccio che ho passato una decina di anni qua io e ora come arrivano i castagni che si ribiano, ho preso la decisione con mia moglie di cercare di campare di questo. C'è un mio zio, c'è a Magacar, tutti i fratelli di Magacar hanno sempre campato di questo. Faccio che io non da che per il piacere di fare di buoni intrattenere i luoghi che ho visto puliti dai vecchi, ho di noi questa volontà di continuare. Cercando di videare come lo faccio come zio, come li facciano gli altri vecchi in paese, perché qui in Simone Valle tutto il mondo campa gli castagni. Allora le castagne sono a guerra finita, più o meno abbiamo principiato a fare farina e ora pistiamo 2 ore a settimana, scegliamo e dopo partiamo a livrare ciò che è il nostro comando. Il mulino sono le castagne che scegliono, una volta che abbiamo le castagne possiamo far girare da mano a sera, ma sono le nuove castagne scelte per farlo girare. Questi c'è appena ridotto, Ubiu sono campanese e gentile non ta questa, perché sono di Carpinedo, abbiamo portato qua su, faccio che Ubiu sono campanese, non è buono gentile, ma non è fare. Dopo non ta uguale, abbiamo campanese, gentile, tunade, ne borghi bianili, ne borghi di stoppia, ma 3 o 4 castagni qui non fare niente. Avanti noi lavoriamo più con particolare, stiamo a 60 per 40. Poi su 60% con i particolari e 40 con i GMS. Ai brugetti a voi ribiamo già in stallo quasi guida di un zio e dopo cercare un'altra maniera di fare, mica di trasformare le castagne, ma forse qualcos'altro perché chiaramente la verina c'è sempre, ma ad venire per calà. C'è più tanta gente che fanno bulende a fare così, ha cambiato la maniera di consumarla. Si bia più, tanto le famiglie biano 30-40 kg di verina, ora ne biano più che 5-10, fanno assai più gatto dolci a fare così che bulende. Questo le rebattoir o una maniera di imparare a cucinare attorno ai giovani ou alors di commercialiser la nostra maniera. Et demain, pour conclure notre balade dans la vallée d'Orezza, direction Verdez et pour retrouver un couple de boulangers et de maraîchers, Alain et Marianne. À demain. RCFM e Campacui.